Palacongressi anche oggi sold out per l'esibizione dei gruppi del Festival dei Bambini del Mondo, inserito nel ricco programma del 77° Mandorlo in Fiore, studenti provenienti da tutte le scuole della provincia, presenti per l'esibizione dei più piccoli, belle le coreografie e la messa in scena degli spettacoli. L'evento è organizzato dall'AIFA, Associazione International Folk di Agrigento, presieduta da Luca Crescenzo, ed è giunto alla sua 22esima edizione e gode del patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, con un ricco programma che coniuga folklore, promozione umana e sociale e promuove i valori della pace e della fratellanza tra i popoli. Ecco, oggi avete ritenuto di portare i ragazzi qua, no? Abbiamo deciso di portare i ragazzi qua perché è una splendida iniziativa, li abbiamo coinvolti in una iniziativa veramente lodevole perché fa loro capire quali sono le altre culture e a questa età, soprattutto per le prime, è una cosa molto molto bella, utile, che insegna dei valori importanti, quali l'accettazione dell'altro e accettare e conoscere le culture diverse dalla nostra. Ne parlate poi in classe? Assolutamente sì. Per noi è doveroso non solo coinvolgerli prima, ma poi chiaramente far fare loro delle riflessioni anche dopo. Quindi ritiene valida questa iniziativa? Assolutamente sì, è già da un po' di tempo che noi aderiamo e aderiamo come Rita Levi Montalcini davvero con tanta passione e soprattutto una rispondenza di tanto interesse da parte dei nostri alunni. Non è la prima volta che noi partecipiamo alla festa del mandorlo qui a Palacongressi, già l'anno scorso siamo stati numerosi, quest'anno abbiamo portato circa 160 alunni della nostra scuola, della scuola media, scuola secondaria di primo grado, a rappresentare appunto il nostro istituto. Quindi la ritiene valida questa iniziativa? Sì, sicuramente, anche perché quest'anno cade Agrigento capitale della cultura e mi sembrava doveroso partecipare. Ecco, ma poi ne parlate in classe con i ragazzi? Ne abbiamo già parlato e ne parleremo naturalmente in classe con i colleghi di lettere di educazione civica. Tu sei una alunna? Sì. Ecco, come valuti questa iniziativa? Ti piace? Perché hai deciso di venire? Per vedere spettacoli. Sono sempre delle belle iniziative perché i ragazzi possono vedere anche la gioventù che viene da tutto il mondo e quindi sentirsi parte di un unico corpo. Ecco, per me, secondo me questa è una bellissima cosa per i ragazzi. Ecco, un modo anche per conoscere usi e tradizioni che magari si vedono solo in televisione. Sì, sicuramente, e anche per valorizzare le proprie di tradizioni, per capire quanto siano importanti. Abbiamo deciso di portare i ragazzi qua perché per onorare il mandorlo in fiore, che è una tradizione agrigentina che ormai si tramanda da anni, ed è giusto che i ragazzi entrino nello spirito delle attività relative al mandorlo in fiore. È bene fare un plauso all'organizzazione perché in questo grande Palacongressi hanno realizzato un'area protetta per i bambini dove poter onorare la festa del mandorlo senza rischi che si possono correre all'esterno, quindi diamo un applauso all'organizzazione. Le famiglie sono contente, i ragazzi come vedete sono contenti di partecipare a questa attività e ora ci godiamo lo spettacolo. Quindi la ritiene utile, insomma, anche perché i ragazzi hanno così modo di vedere, diciamo, i popoli, i paesi, di ciò che magari vedono solo in televisione. È come viaggiare stando seduti naturalmente, perché quello che portano gli altri popoli, anche con il folklore, arricchisce i ragazzi, li rende più cittadini del mondo, li rende più aperti e possibilmente anche in futuro dei cittadini migliori. Prendere posto, inizia lo spettacolo. Attenzione prego, prendere posto, inizia lo spettacolo. Giuseppe, un'esperienza bella che si rinnova negli anni, la presentazione dei Festival Bambini del Mondo, tantissimo apprezzato
da tanti ragazzi che vengono da tutte le province? Sicuramente è un'esperienza che da 22 anni mi arricchisce. Forse, faccio una battuta, sono il più vecchio presentatore di tutti gli spettacoli d'Italia. 22 anni di affezione con i bambini del mondo, con Claudio che lo ha creato assieme a Giovanni, con Luca che lo conduce, con Antonella dietro le quinte, insomma con tutta questa grande macchina organizzativa che viene apprezzata da tutti e in tutto il mondo. Ormai insomma non è un mistero che i bambini del mondo, oltre al folklore, partono da Agrigento con tutti i pensieri di pace, solidarietà, amicizia e soprattutto in favore dei minori, e non per questo abbiamo ricevuto e abbiamo ancora il patrocinio UNESCO, abbiamo il patrocinio Unicef, in quanto i bambini del mondo sono ambasciatori di pace e proprio sabato lanceranno come al solito ai piedi del Tempio della Concordia i messaggi di pace e soprattutto per i valori dei diritti universali dei fanciulli, non solo folklore ma socialità e anche il folklore, perché dobbiamo dire che dal punto di vista qualitativo sono veramente grandi e importanti. Buon festival I Bambini del Mondo a tutti!